Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Come vedete nel dettaglio, l'anomalia che riguarda nel corso della settimana prossima riguarderà l'arrivo di perturbazioni atlantiche che da sud-ovest giungeranno fin verso il nord Italia, colpendolo in pieno con nevicate però che saranno a quote medie della stagione. Solitamente dovremmo avere nevicate sotto i 1000 metri, questa volta invece ci troveremo anche al di sopra dei 1500 metri. E queste infiltrazioni umide atlantiche andranno a interessare soprattutto la Spagna e il nord Italia, come dicevo, anche parte dell'Alto Tirreno. E come vedete le precipitazioni che riguarderanno un po' in generale l'Italia verrà colpito soprattutto quel versante tirrenico e tutto quanto il nord, come vedete, che sarà piuttosto piovoso almeno fino al 3 di febbraio, almeno questa la proiezione meteorologica. Ovviamente una situazione che in questi giorni regala tempo un po' più stabile, generalmente ovunque, fino alla giornata di sabato, delle nebbie comunque che saranno spesso diffuse in Val Padana e cielo invece più sereno per quanto riguarda le zone montane e anche verso il centro e il sud, con poche velature. Vedete però come la giornata di sabato favorirà l'arrivo di precipitazioni a partire da sud-ovest e la formazione quindi di un minimo che colpirà il nord Italia nella giornata di domenica, portando nuove piogge soprattutto sulle alte pianure e sulle zone montane, compresa anche la Liguria ovviamente. Questo movimento di perturbazioni spesso molto umide continuano a portare un alto tasso di umidità dappertutto e come vedete la giornata di domenica regalerà l'arrivo appunto di queste precipitazioni su queste aree, e infatti queste le aree evidenziate come vedete la giornata di domenica soprattutto sull'alta Toscana, sulla Liguria, queste le aree un po' più colpite, poi sulle medio-alte pianure della Lombardia e poi anche in generale sul nord-est, che sarà comunque il settore meno colpito da precipitazioni. Come vedete gli accumuli generali, ma poi come vedete giornata di lunedì un profondo ciclone che continuerà a stazionare sulla Gibilterra porterà l'arrivo di nuove perturbazioni, sempre un flusso instabile da sud-ovest ben attivo che continuerà quindi a inviare impulsi perturbati. Quindi giornata di lunedì che regala ancora delle precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, ancora una volta soprattutto sulla Liguria come vedete e sulla Alta Toscana, precipitazioni molto ben attive sulla Liguria, spesso su Genova e come vedete anche sull'Alto Veneto, ma comunque precipitazioni di debole intensità su quei settori, così come anche sull'Alta Lombardia con massimo comunque di 20 mm. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, un impulso molto più instabile dovrebbe riuscire a portare delle precipitazioni più intense, soprattutto nella nottata fino alla mattinata, per poi salire fin verso i settori ovviamente della Scandinavia, del nord Europa, perdendo energia, mentre come vedete continua il flusso di venti molto umidi spinti sulla Spagna, che porterà molto probabilmente alla nascita di un minimo depressionale sul Nord Africa, e questo minimo depressionale sul Nord Africa potrà influenzare poi nella giornata di mercoledì anche il centro-sud, una questione ovviamente meteorologica da definire ma che sembra comunque alzarsi di probabilità. Ne discuteremo nel corso delle prossime edizioni. Per ora mi fermo qui, grazie per la visione e buon proseguimento di giornata.